Stadio Bonaiuto Somma di Mascalucia, 13° appuntamento col campionato Under 16 regionale siciliano. La giovanile Calcio Messina rendeva visita al città di Mascalucia, reduce dalla sconfitta al Despar Stadium contro i Parità del Camaro. È stato invece una netta affermazione per la compagine di Mister Ficarra, 8-1. Pensate un po' il risultato finale della sfida interna contro il Real Ritiro nell'ultimo turno. A dirigere l'incontro il signor Antonino Barbagallo della sezione di Enna. 4-3-1-2, questo l'abito scelto da Mister Ficarra per vestire la propria giovanile Calcio Messina, con Giuffrida a difesa dei pali, davanti a lui Peditto, Ciliberti, Mendolia e Caruso. In mediana spazio Esposito, Carpenzano e Valerio Abate, con Alessandro Rollo ad agire da trequartista, pronto ad assistere il tandem offensivo composto da Samuele Arno e Gianluca Centorrino. Possiamo passare dunque al film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Alfio Di Stefano. Al 20° sventagliata parabolica di Abate, Centorrino alza questo campanile sul quale si avventa Mendolia per il vantaggio della giovanile Calcio Messina. Frazzetto può solo guardare il pallone spegnersi in fondo al sacco. Cambia il parziale al Bonaiuto Somma. 7 minuti più tardi ci prova lo stesso Centorrino su cross dalla destra di Caruso, spacca la traversa della porta di Frazzetto. Siamo alla mezz'ora quando ci prova direttamente da calcio piazzato con la specialità della casa Valerio Abate. Il suo tentativo col destro però sorvola la trasversale della porta difesa da Frazzetto. Un minuto più tardi corner dalla sinistra di Abate, pedalino però corregge la sfera nella propria rete ingannando l'estremo difensore Frazzetto. Anche la sfortuna per la compagine del città di Mascalucia. Il raddoppio allora della giovanile Calcio Messina al 34°, però la ripartenza di Abate che serve Centorino, palla sul secondo palo sul quale però non arriva Arno. Sarebbe stato il gol del possibile 0-3. Non chiude la partita giovanile Calcio Messina allora all'occasione di rientrare in città di Mascalucia per questo calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Per questo tocco di mano in area di rigore da parte di Ciliberti si presenta dal punto di battuta Paternò a tu per tu con Giuffrida. Va il numero 9 maglia bianca-azzurra, ipnotizzato da Giuffrida che si distende alla propria destra neutralizzando il gol del possibile 1-2. Gol sbagliato, gol subito e la legge del calcio che si materializza al 36° con questo pallonetto delicato di Samuele Arno sul quale nulla può Frazzetto. 0-3, partita in cassaforte per la compagine di Mister Ficarra. Che gol di Samuele Arno, si spegne così la prima frazione di gioco. Duplice fischio il direttore di gara e squadre che guadagnano i locali degli spogliatoi sul parziale di 0-3. Sin qui le reti da parte di Mendolia ed Arno intervallate dall'autorete di Pedalino. Prova a partire all'arrembaggio il città di Mascalucia nel secondo tempo col tentativo di Gennamari fuori di poco. Al 53° la gran punizione di Alessandro Rollo chiama al miracolo Matteo Frazzetto che deve volare all'incrocio dei pali. Minuto 62, entra Arena al posto di Brunetti, il quale a sua volta al pari di Aloisi era entrato nell'intervallo al posto di Centorino e Valerio Abate. Spazio anche a Cucè che va a rilevare l'autore del gol dello 0-3 Samuele Arno. Nel finale scampoli di gara anche per Prugno che va a fare staffetta col collega Giuffrida. Al 74° però arriverà il punto esclamativo su questa grande prestazione. Palla in profondità di Aloisi per Roll che si invola verso l'area di rigore e poi con questo tocco morbido d'esterno destro riesce a battere per la quarta volta Frazzetto. È uno spettacolo quando gioca così la Pulga. Giovanile Calcio Messina esagerata sui parità del città di Mascalucia potrebbe rendere il risultato ancora più rotondo da questa punizione. Infatti all'occasione Ciccio Aloisi di scrivere il proprio cognome sul tabellino dei marcatori. Un minuto più tardi ci prova Castorina a rendere il passivo meno pesante. Il suo tentativo però si infrange all'incrocio dei pali. Era rimasto impassibile nell'occasione Prugno. Città di Mascalucia che sembra comunque essersi destata un po' troppo tardi dal proprio torpore. Qui ci prova con questo tentativo da parte di Lofaro, ma Prugno è attento a neutralizzare e a mandare in corner. Al 79° palla in profondità di Gennamari per Bonaccorsi che lascia partire un buon diagonale. Va a centimetri dal gol della bandiera che arriverà comunque 3 minuti più tardi. Lancio lungo in profondità per Brischetto che addomestica bene la sfera, mette dentro lì dove sta arrivando la corrente Zuccaro. La porta è ormai sguarnita e il città di Mascalucia riesce a siglare il gol della bandiera, il gol del definitivo 1-4, perché di lì a poco il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine delle ostilità allo stadio Bonaiuto Somma di Mascalucia. La giovanile Calcio Messina alla meglio sui parità del città di Mascalucia per 4-1. Le marcature nella prima frazione di gioco di Mendolia, Arno e l'autorete da parte di Pedalina. Nella ripresa chiudono i conti Rollo e il definitivo 1-4 di Samuele Rosario Zuccaro.